Oltre 1 milione di danni e il conto pesantissimo Pederoba, 10 giorni dal fiume di fango che ha investito il centro. Oggi il vertice in comune ha chiesto un piano di manutenzione straordinario alla regione. La tragedia della giovane mamma morta durante un'escursione in montagna in Alto Adige. Nelle prossime ore il rientro della salma, forse sabato l'addio. Futuro Stefanella, 2 manifestazioni di interesse per rilevare uno o entrambi gli asset sarebbero già arrivate. Le offerte proverrebbero da un fondo straniero e da un imprenditore italiano. La scomparsa dello storico imprenditore trevigiano, alla Camera Ardente tante persone a rendergli omaggio. Domani mattina i funerali, tra le molte personalità attese anche l'amico Romano Prodi. Sequenziato dagli scienziati veneti, il genoma del coronavirus nella nostra regione non è trasmissibile dalle zanzare. Se parlare di autonomia è lesa maestà, facciamo poca strada insieme, il messaggio del governatore Zaia a Fratelli d'Italia nel dibattito acceso da giorni. Esame di maturità via web per il 37enne migrante della Costa d'Avorio all'interno della caserma Serena. Dopo l'emozione della prova un solo obiettivo: trovare lavoro. A Colfrancui di Oderzo la segnalazione dei cittadini per il cimitero sempre aperto perché sprovvisto di lucchetti ai cancelli, furti di fiori dalle tombe, lapidi rotte ed erba alta. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali apre con la conta pesantissima dei danni derivanti dal maltempo, oltre 1 milione di euro solo a Pederoba. Arriveremo oltre 1 milione di euro, è un'impresa ardua per gli organi competenti. Un'impresa ardua dal punto di vista economico, anche perché è piovuto e parecchio sul bagnato di casse già provate dall'emergenza Covid. A 10 giorni dal grande nubifragio che ha trasformato le strade del centro di Pederoba in fiumi di fango, arriva la conta dei danni: 1 milione di euro per un comune di poco più di 7.000 abitanti è un salasso, ma la questione reale è un'altra e riguarda le responsabilità della manutenzione e l'urgenza di un intervento risolutivo. Il sindaco lo dice chiaro e tondo. La competenza va da sé che è del Consorzio Piave. Quindi lei è un po' polemico nei confronti del Consorzio Piave? Diciamo che oltre la polemica ci deve essere essere più realisti del re, nel senso che è inutile stare qui a fare il mestiere più vecchio del mondo che è lo scaricabarile, però dobbiamo ognuno prenderci le nostre responsabilità, tanto comune quanto il servizio forestale quanto il Consorzio Piave. Nel frattempo i servizi forestali interverranno per la pulizia delle briglie, mentre con la regia del consorzio si presenterà alla regione un maxi piano di sistemazione idrogeologica del Monfenera. Abbiamo concordato che presenteremo alla regione Veneto un progetto per evitare che ciò possa accadere in futuro, un progetto importante, presumo, perché la quantità di soldi è enorme, però detto ciò la regione penso che sia al corrente del fatto che dobbiamo intervenire tutti quanti per salvaguardare il territorio da possibili alluvioni in futuro. E questo nelle ore in cui il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica nei bacini dell'Alto Piave e della Pedemontana fino alle 8 del 26 giugno, inevitabile dopo i nubifragi della prima metà di giugno guardare al cielo. L'allerta quindi è gialla fino a domani mattina, per l'appunto alle 8. Per la cronaca sarà una perizia a decidere le sorti del processo con rito abbreviato a carico di Michele Zanin, il 41enne di Belluno accusato di aver investito e ucciso l'8 giugno del 2019 a Vittorio Veneto Chiara Bernardi, 42 anni, di Santa Lucia di Piave. Oggi l'udienza preliminare in tribunale a Treviso, troppo diverse per il GUP le 2 consulenze di parte, quella dell'accusa secondo cui la moto guidata da Bernardi viaggiava a 70 km all'ora ed è stata centrata in pieno dall'auto di Zanin, e quella della difesa secondo la quale la moto della donna sfrecciasse al contrario a 150 km all'ora. Quel giorno Chiara Bernardi stava scendendo dal Fadalto in sella alla sua Kawasaki quando la macchina con alla guida Michele Zanin sbucò dal casello autostradale causando lo scontro. L'impatto frontale fu violentissimo e per la donna, che era una dipendente della Savno, non ci fu nulla da fare.
Torniamo alla tragedia della quarantenne che si è consumata in Valle Aurina, in Alto Adige. La mamma scivolata in un canalone durante un'escursione. Nelle prossime ore il rientro della salma a Treviso. Adesso noi attendiamo che la salma raggiunga Treviso e molto probabilmente sabato daremo l'ultimo saluto ad Elisa. Casale sul Sile ancora fatica a credere alla tragedia che si è consumata in Valle Aurina, al sorriso di Elisa Montanucci spento per sempre durante quella che doveva essere una felice vacanza in famiglia. Il paese che aveva accolto 11 anni fa la quarantenne, originaria di Umbertide, è pronto a dare l'ultimo saluto alla donna e a stringersi intorno al marito Fabio e ai 2 figli. In queste ore ho mandato un messaggio di vicinanza al marito e chiaramente in giornata cercherò anche di sentirlo direttamente. Elisa, insieme al marito e ai loro bambini, martedì stava percorrendo un sentiero in alta quota. Appassionata di camminate, aveva deciso di proseguire da sola. Non vedendola però tornare, Fabio aveva lanciato l'allarme. I soccorritori intervenuti ne avevano trovato il corpo, ormai senza vita, in fondo ad un canalone. Un incidente, una drammatica fatalità che all'improvviso ha portato via Elisa, a chi aveva avuto la fortuna di conoscerla e amarla. Elisa era una donna incredibile, amava l'arte, amava la musica, adesso stava imparando a suonare il basso insegnata da suo marito, andavamo a camminare tutte le mattine alle 5:30 con il cane. E era una donna super attiva e con una mente aperta fuori dall'ordinario. E l'amica Marta ora pensa a quell'ultimo insegnamento lasciato da Elisa. Io e Elisa avremmo dovuto vederci domenica sera. E il dolore di oggi, la sua scomparsa di ieri, mi porta a riflettere sul tempo. Ancora una volta Elisa insegna. L'economia sono 2 le manifestazioni di interesse per rilevare uno o entrambi gli asset che l'amministrazione straordinaria del gruppo Stefanella ha posto in vendita e manifestazioni che sarebbero già arrivate. Lo si apprende da fonti sindacali al termine di un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico che si è svolto questa mattina con il commissario Raffaele Cappiello. Le offerte non vincolanti proverrebbero da un fondo straniero e da un imprenditore industriale italiano e saranno confrontate con quelle che potranno ancora essere fatte pervenire entro il 1° luglio. Per le manifestazioni con carattere vincolante è stata invece fissata la data del 4 settembre. Stefanella impiega oggi circa 60 addetti nella sede storica di Ponte di Piave e altri 110 circa nei negozi in Italia, dei quali soltanto 3 sono stati finora riaperti in via sperimentale dopo il confinamento per l'emergenza Covid-19. E ora ci spostiamo a Sant'Antonino, dove da ieri mattina è aperta la Camera Ardente per l'ultimo saluto ad Aldo Ottoniana. Tante le persone che anche oggi si sono recate per rendergli omaggio. Domani alle 11 nella parrocchiale i funerali, dove sono attese tantissime persone, tra questi molti nomi famosi dell'imprenditoria e della politica italiana. Potrebbe esserci anche Romano Prodi domani alle 11 alla chiesa di Sant'Antonino per l'ultimo saluto all'amico e consigliere Aldo Ottoniana. Con lui molti altri nomi dell'Italia, della Prima Repubblica, ma soprattutto dell'imprenditoria italiana. Ma ci sarà soprattutto la sua gente, i suoi collaboratori, che anche oggi si sono alternati nella Camera Ardente aperta nella villa di famiglia lungo la Jesolana. Come impiegata ero considerata anche una persona di famiglia, voglio dire, perché i bambini li ho visti crescere praticamente. Magari se c'era da fare qualche ora in più, io ero in bicicletta, diceva che sono venuta qua, avevo 18 anni, no? Diceva: Claretta, ti porto a casa meno, sta a aver pensiero. Ricordi di vita nella fabbrica di porcellane, ma anche di vita cittadina, con l'impegno che Aldo Ottoniana ha dedicato alla cultura. Il suo ruolo di cittadino, partecipe della città, che lo portava naturalmente a valorizzare soprattutto la cultura sotto tutti gli aspetti. Ho avuto in anni recenti così occasione di scambiare opinioni con lui. Lui era una persona veramente aperta. Ecco perché la figlia Elisabetta ci apre le porte della biblioteca di papà Aldo. Qui ci sono 5.000 libri non solamente raccolti. Lui li ha letti, non ha messo qui i libri così per esposizione, lui li ha veramente letti, tutti i libri, e quindi aveva una cultura enorme. Andava molto orgoglioso perché pensava di trasferire ai figli e ai nipoti il suo sapere,
e quindi ha dedicato questa biblioteca ai nipoti perché voleva che leggessero quanto aveva letto lui nella sua vita. Una vita carica di energia, testimoniata da questa foto, quando nel 1945 la comandante dei partigiani entra a Treviso, è continuata fino a qualche anno fa. Guidava la macchina da solo e andava alla prima della Scala fino a 94 anni, tornando alle 4:30 della mattina solo con la macchina e tante volte a 94 anni anche dimenticandosi il telefonino. Parliamo adesso di coronavirus dal punto di vista scientifico, perché è stato sequenziato in Veneto il genoma della Covid-19 che hanno potuto constatare come il virus non possa essere trasmesso dalle zanzare. Abbiamo dimostrato che sia le zanzare tigre tanto fastidiose che le nostre normali zanzare, quelle serali, non sono in grado di trasmettere il coronavirus, quindi su questo possiamo stare tranquilli. Parola della direttrice dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, anticipando importanti punti della ricerca appena ultimata. Lo studio appena concluso, non è ancora pubblicato, ma ha portato a concludere che questo rischio non c'è. Notizie di grande conforto, visto il risvegliarsi dei fastidiosi insetti con l'innalzamento delle temperature di questi giorni. Le zanzare danno fastidio, possono trasmettere altre malattie, ma non c'entrano nulla con l'epidemia di coronavirus. Nemmeno gli animali domestici trasmettono il virus, ma al contrario siamo noi umani a contagiarli. Parliamo di gatti e cani, sappiamo che possono essere suscettibili, ossia possono prendere la malattia dal padrone, il virus dal padrone, possono infettarsi in maniera sintomatica o possono sviluppare una blanda forma respiratoria prevalentemente, ma non costituiscono un rischio di trasmissione di zoonosi inversa, diciamo così, dall'animale all'uomo. È il risultato dello studio del genoma del virus, da cui è emerso altresì come cambiando il suo ambiente vitale sia diminuita la sua carica virale, e cioè con il lockdown, il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine e isolando i malati. Perché i virus sono fatti così, man mano che cambiano e passano da un ospite all'altro, cambiano. Ma ad oggi non abbiamo identificato noi, ma nessun altro gruppo di ricerca a livello mondiale, delle mutazioni che ci possano far dire chiaramente che il virus è diventato più o meno pericoloso. Magari lo vedremo più avanti, ma ad oggi non abbiamo questa informazione. Certamente è cambiato completamente il nostro atteggiamento e abbiamo messo una serie di ostacoli al virus. Ostacoli che è bene perdurino, visto che il virus vive con le basse temperature, aria condizionata compresa. Certo è che se si creano le condizioni per cui si possono ridurre le dimensioni di queste particelle, pensiamo a una riduzione dell'umidità, per esempio, ci possono essere le condizioni in cui c'è un ricircolo d'aria forzata, ci può essere quello che in alcuni contesti è stato fortemente sospettato, come appunto nella nave da crociera, in cui ci possono essere anche, diciamo, una trasmissione per quella via lì. Apriamo ora la pagina politica, perché è continuato anche oggi il botta e risposta a distanza tra Zaia e Giorgia Meloni. Sul tavolo la madre di tutte le battaglie, l'autonomia. È legittimo che io parli di autonomia in Veneto o è proibito anche fare questo? Perché se è un tema di lesa maestà, di proibizioni, vedo che ne facciamo poca di strada assieme. Io inviterei tutti a fare, non dico un passo indietro, un passo a lato e guardare in faccia la realtà. In Veneto, i veneti hanno bisogno di tranquillità, punto. E la tranquillità gliela dai ai veneti se ti impegni sull'autonomia. Non si placa la polemica a distanza tra il governatore del Veneto e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, dopo che Zaia aveva chiesto un impegno scritto da parte degli alleati a sostegno dell'autonomia, parole che poco erano piaciute alla stessa Meloni. Se poi è lesa maestà porre la questione sull'autonomia, allora vabbè, allargo le braccia e dico, prenderemo quello che passa al convento, però di certo a questo punto diventa la condizione sine qua non. Meloni che aveva ribattuto chiedendo in cambio alla Lega un impegno a sostegno del presidenzialismo. Uno che ha sempre preso i voti personalmente, ha problemi di sostenere il presidenzialismo. Io no, ma ho detto non c'entra nulla con il discorso che sto facendo io.
Forse qualcuno si è offeso perché ho detto che l'italianità non passa solo nello sventolare il tricolore, ma anche nel sostegno all'autonomia, sottolinea ancora il presidente del Veneto. A me non piace che chi parla di autonomia sia ritenuto poco italiano e chi parla di tricolore sia italiano al 100%, perché l'autonomia è prevista dalla Costituzione. Sottoporre il documento non è una questione di poca fiducia né di voler creare le basi per correre da soli, continua poi Zaia. Anche perché penso che ci sia un problema generale, sia difficile sostenere un progetto di centrodestra se poi se ne va un blocco così importante. Conosco Giorgia Meloni, continua il governatore, e la considero una persona intelligente. Mi spiace che stia dando una lettura distorta a questo dibattito. Mi sarei aspettato un colpo di teatro e qualcuno dicesse: dove c'è il contratto? Firmiamolo. Mi sembra lunare come dibattito, in tutta sincerità. Perché allora io dico, ma a sto punto vuol dire che vuoi tenere in piedi il dibattito? Perché se da Fratelli d'Italia si vuole chiudere il dibattito, si dice, Zaia dica qual è il testo, anzi lo sanno già, e noi abbiamo queste modifiche e siamo disposti a firmarlo. E invece vedo che c'è la volontà di non chiudere, e cioè questo sì mi preoccupa, se posso dire, questo mi preoccupa. I Fratelli d'Italia, dal canto loro, cercano di smorzare la polemica. In Veneto abbiamo lavorato bene, ha lavorato bene tutta la Giunta, e quindi siamo convinti di poter presentare un programma per governare i prossimi 5 anni che sia assolutamente in grado di intercettare tante situazioni di disagio e di dare una spinta a quella che è stata sempre un'economia florida come quella veneta, che oggi non merita assolutamente di essere messa in secondo piano. Vuole andare oltre la polemica ai vertici Luca De Carlo, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, e lo fa sottolineando il lavoro di squadra fatto finora. In giunta del resto c'è Elena Donazzana, da oltre un anno nelle file dei Fratelli d'Italia. Suoi i referati al lavoro e all'istruzione, cruciali in questa fase di ripartenza. Quanto alla madre di tutte le battaglie, l'autonomia, De Carlo non ammette ambiguità. Anche i Fratelli, dice, hanno fatto la loro parte. Sull'autonomia siamo stati chiari sin dall'inizio, sin dal 2017, quando abbiamo votato e fatto votare convintamente a favore di maggiori forme di autonomia per il Veneto. Siamo a favore dell'autonomia, siamo a favore di una riforma presidenziale, siamo anche a favore di una norma anti-inciuccio che non consenta alla gente di poter cambiare schieramento una volta eletti con una coalizione. Ma nella campagna elettorale per le regionali non si dovrà parlare solo di autonomia. Il Covid mette in primo piano anche i temi dell'economia. Però dobbiamo occuparci e vogliamo occuparci anche dei tanti problemi che attanagliano i veneti da qui in avanti. Sappiamo benissimo che il Covid li ha solo acuiti, partite IVA, imprese, ma anche tante persone oggi soffrono quella che è stata una crisi veramente dura. Una storia adesso di integrazione, esame di maturità via web per il 37enne migrante della Costa d'Avorio all'interno della caserma Serena. Dopo l'emozione della prova, un solo obiettivo: trovare lavoro e iscriversi all'università. Fare anche ingegneria di metalmeccanica se possibile. È l'Italia che mi ha dato questa opportunità, quindi deve rimanere in Italia per lavorare. A volte le prospettive cambiano, e di molto. La priorità per l'ivoriano Patrice Kwame 3 anni fa era sopravvivere, aggrapparsi alla vita nelle insidie mortali del Mediterraneo. Ora la priorità del 37enne è iscriversi a una facoltà universitaria e proseguire un cammino voluto e perseguito con tutte le forze. Una volontà di ferro per i richiedenti asilo che dalla caserma Serena ha sostenuto via web l'esame di maturità in una mattina per lui storica. Istituto professionale Fermi, Patrice faccia a faccia virtualmente con la commissione per diventare perito meccanico. Un colloquio di un'ora online, dato lo stato di quarantena per i 2 casi di positività all'interno della struttura di accoglienza. Adesso conto di poter trovare un impiego e insieme di potermi iscrivere alla facoltà di ingegneria meccanica, ribadisce Patrice. Una fuga dalla guerra in Costa d'Avorio nel 2012, qualche mese in Mali, quindi in Algeria dove ha lavorato come muratore e infine in Libia, trattato da schiavo fino al 2017 quando gli è stato possibile cercare di scappare via in mare rischiando il naufragio. Oggi una prova diversa, come diversa è la vita di Patrice, anche se i timori per l'esame non mancavano. Questo tipo di esame in un altro paese che il mio paese di nascita. Nell'esame abbiamo toccato un po' tutte le materie, spiega, dalla storia alla Costituzione italiana, dall'inglese alle funzioni di economia aziendale. Lui che quando arrivò non sapeva una parola di italiano e faticava persino a far capire cosa chiedere a colazione. Quando ho finito di fare la colazione sono andato al mediatore per chiedere che io voglio andare a scuola, voglio imparare la lingua.
Notte di panico a Conegliano, vediamo cosa è successo. Ubriaco e fuori controllo con le conseguenze prevedibili. Prima ha picchiato 3 ragazzini, poi ha aggredito anche i carabinieri. È finita con l'arresto la serata ad alto tasso alcolico di un 21enne di Conegliano, protagonista della violenza ieri sera in centro. Il giovane, visibilmente alterato, ha iniziato a litigare con un gruppo di minorenni. Prima insulti, poi pugni scagliati contro 3 ragazzini colpiti, ma fortunatamente senza riportare ferite gravi. Sul posto i passanti hanno allertato i carabinieri, intervenuti insieme a un'ambulanza del SUE 118 che ha soccorso i 3 giovanissimi. All'arrivo dei militari però il 21enne non si è acquietato, anzi ha cominciato a strattonare i militari dell'Arma. Momenti di tensione conclusi con l'arresto per resistenza pubblico ufficiale. Noi adesso andiamo in pubblicità, a dopo. Di nuovo in studio per andare a Oderzo con la segnalazione di un cittadino, una situazione di degrado nel cimitero della frazione di Colfrancui. Quando sono di passaggio alla sera molto volentieri mi fermo con la macchina e vado a chiudere i 3 cancelli, quello sì. Si chiudono oppure perché vedo che mancano ad esempio anche i lucchetti, cioè di fatto non si chiude mai questo? No, non si possono chiudere perché mancano proprio le catenelle o i lucchetti. Un cimitero aperto anche di notte, quello della comunità di Colfrancui, frazione di Oderzo. Camposanto isolato rispetto all'abitato e per di più senza difese, con questi risultati. Si notano negli ultimi tempi fiori che vengono rubati, borsette delle donne che vengono portate via, piccoli atti vandalici, vasi che vengono spostati. Questo è una cosa che fa poco piacere e poco onore al nostro paese. E questo cartello ironico rivela in realtà quanto sconforto colpisca chi subisce furti e danni come per queste lapidi. Questa ribaltata completa sarà più o meno un anno che è stata rotta e lasciata lì, mentre quella dietro, quella ho fatto io l'osservazione, è stata rotta 2 giorni fa. E quella lapide lì l'ho già ricostruita almeno 4 volte e per questo che la cosa mi ha un po' agitato e ho avvisato di quello che è successo. E la sensazione di abbandono aumenta all'esterno, con l'erba alta, rendendo il piazzale ancora più invitante per il malaffare. Ci sono delle macchine che vengono qui e non capisci bene cosa stanno facendo, per cui anche le donne stesse, parlando con i cittadini qui di Colfrancui, hanno timore tante volte a venire qui e se vedono una macchina tornano indietro perché hanno paura. Quindi lei cosa chiede all'amministrazione? Ma se ci fossero magari 2 telecamere sicuramente non farebbe male. Telecamere ma anche lucchetti per il Camposanto dove riposa anche Giuseppe Covere, alla cui memoria martedì prossimo il Lions Oderzo assegnerà il premio Cultura 2020. Secondo lei cosa direbbe Beppi Covere di tutta questa storia? Il caro Beppi Covere è sempre stata una persona molto presente e, con tutti quanti noi e penso avrebbe qualcosa da dire di negativo. E sicuramente avrebbe un po' il dente avvelenato, ecco come la penso io. Da Oderzo a Treviso, dove continua a tenere banco lungo la Restera la questione di delle Alzaie. Guardano incuriositi i passanti lungo la Restera appena dopo il ponte della Gobba. Continua a crescere il cantiere del Bosco Verticale firmato dall'architetto Stefano Boeri. Ruspe e camion al lavoro con maggiore tranquillità dopo che il Tribunale di Treviso ha respinto il ricorso dell'immobiliare MTS proprietaria di questo complesso che si è visto crescere questi 3 blocchi cancellando la visuale sul Sile. Una disputa infinita tra l'immobiliare di Forlì e la Cazzaro Costruzioni, con la prima ad aver edificato su un piano residenziale anche pubblico che prevederebbe l'allungamento fino alla Restera e la seconda che mette sul piatto le autorizzazioni a costruire rilasciate dal Comune di Treviso, che dal canto suo anche oggi non ha voluto commentare la sentenza del Tribunale a favore del nuovo cantiere, perché la vera battaglia sarà davanti al Tribunale amministrativo regionale di Venezia, chiamato a decidere sui permessi di costruzione rilasciati da Casugana, con posizioni contraddittorie all'interno degli uffici pubblici stessi. Un complesso che divide anche l'opinione pubblica, questo nuovo, tra chi rimane affascinato dal nuovo modo di costruire abbinando il verde al cemento e chi invece ritiene troppo alti i complessi rispetto al resto degli edifici lungo il Sile, chiedendosi dov'era l'ente parco, così attento a ciò che succede sulle sponde da non accorgersi delle cubature così diverse rispetto ai magazzini peraltro abbandonati da tempo. Insomma un tratto della città che sta cambiando e che continua a far discutere.
Prossima puntata a ottobre con la decisione del TAR, sempre che nel frattempo Cazzaro e Immobiliare MTS non trovino una mediazione, cosa al momento improbabile ma non impossibile. Andiamo a Belluno. Un gruppo di giovani bellunesi, dopo aver passato la serata in un locale del centro cittadino per festeggiare un compleanno, si sono trattenuti in Piazza dei Martiri creando assembramenti non consentiti dalle disposizioni di contenimento Covid-19. Per questo motivo sono intervenute 2 volanti della Questura di Belluno che, dopo aver accertato i fatti, hanno provveduto alla notifica dei verbali per una sanzione amministrativa di 400 euro. A Feltre, giornata davvero storica per il Santa Maria del Prato, con il governatore Zaia che ha inaugurato un intervento da 40 milioni di euro. È un ospedale di riferimento a grandi tecnologie, 40 milioni di investimenti, piastre operatorie, terapie intensive nuove e poi lo si vede, tecnologia degna di un grande ospedale universitario. Questo è un investimento fatto per Feltre, ma non solo, per tutta la montagna. Da sempre centro di riferimento non solo per il feltrino, il Santa Maria del Prato cambia pelle con una maxi operazione di restyling che ha riguardato strutture e macchinari, segnando un ulteriore passo nel rilancio complessivo dell'ospedale. È così che la nuova rianimazione comprende 6 box di ricovero per terapia intensiva con il pieno controllo del microclima e altri 2 box per pazienti infettivi e immunodepressi. Il nuovo gruppo operatorio invece è composto da 7 sale operatorie con una nuova zona di induzione e risveglio centrale per 12 pazienti e poi la patologia neonatale ristrutturata e messa a norma con 4 posti letto di terapia semi-intensiva. Per Zaia il modo migliore per confermare coi fatti il primato della sanità pubblica. Noi abbiamo sempre investito, continuiamo a investire affinché il pubblico resti in assoluto riferimento per i cittadini dal punto di vista sanitario, lo abbiamo dimostrato anche con la vicenda coronavirus. Rianimazione e gruppo operatorio si trovano all'interno del centro di riferimento regionale per la chirurgia oncologica gastroenterologica. Non a caso i nuovi lavori sono stati dedicati al dottor Michele De Boni, storico primario della chirurgia oncologica, scomparso a gennaio. Mi pare insomma che sia anche un degno coronamento e un riconoscimento per l'enorme impegno che il dottor De Boni ha sempre riposto per far decollare, per far consolidare questa realtà. Una giornata che sarebbe stata il coronamento per l'impegno dello stesso De Boni, di certo una giornata importante per il territorio. Oggi è sicuramente una giornata di festa, credo, non solo per l'azienda, ma per tutto il territorio, per tutte le genti delle nostre vallate. Invece a Belluno, sempre nella giornata di oggi, è stata presentata la nuova legge regionale sulle derivazioni idroelettriche che già ha aperto un fronte polemico tra Regione e Provincia di Belluno. Noi abbiamo una trentina di impianti, stiamo parlando di grossi impianti in Veneto, l'85% sono in provincia di Belluno in termini di potenza e quindi la ricaduta sarà di questa legge per l'85% nel territorio della provincia di Belluno. Le ricadute della nuova legge regionale sulle derivazioni elettriche avrà immediati effetti sul territorio bellunese. Non a caso il testo è stato presentato nella sede del Genio Civile di Belluno. Di fatto la norma approvata in Consiglio regionale a inizio settimana va a modificare i rapporti tra i proprietari delle concessioni idroelettriche e il territorio, sancendo l'obbligo per i titolari di grandi derivazioni di fornire ogni anno a titolo gratuito alla Regione 200 kWh di energia elettrica per ogni kilowatt di potenza nominale. Per ogni kilowatt di potenza installata, gli attuali proprietari delle centrali dovranno versare dei soldi o dell'energia elettrica gratuitamente ai territori in cui questi impianti sono presenti. Botaccina evita la polemica diretta con l'ente provincia che di fatto ha chiesto di poter beneficiare del 100% delle quote di energia. Di fatto un nuovo fronte istituzionale che riguarda da vicino il tema della specificità bellunese, ma la novità più eclatante però riguarda i rapporti futuri quando le concessioni scadranno. Alla scadenza delle concessioni idroelettriche le centrali diventeranno a titolo gratuito di proprietà pubblica, quindi non saranno più di chi le ha costruite, ma saranno di proprietà pubblica. E di conseguenza tutti gli introiti saranno di proprietà pubblica, quindi della collettività. Veniamo adesso ai nostri bimbi in TV. Allora,
mammifero? Potete continuare a mandarci i video dei vostri bimbi in TV al numero 351 1755 340, non delle semplici foto ma dei brevi video. È tutto anche per questa sera, adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Anticiclone in rinforzo, ecco che dunque il tempo sarà in prevalenza stabile. Con la grafica andiamo a vedere il dettaglio di venerdì 26 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Alta pressione però è sinonimo anche di lieve instabilità, infatti sui rilievi alpini non si esclude qualche piovasco a carattere sparso in locale discesa fin sulle pianure circostanti. Temperature stazionarie minime fino a 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, condizioni anche qui di bel tempo nelle ore pomeridiane, sulle zone montane però si verificheranno degli acquazzoni. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime invece tra 27 e 28 all'incirca. Stesso scenario anche sul Trentino Alto Adige, con tanto sole dappertutto e solo con qualche precipitazione pomeridiana a carattere sparso. Temperature minime sui 17 gradi, valori massimi invece intorno ai 29 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.